Eccoci ancora una volta sul Grisol, lo vedete alle mie spalle, un torrente fantastico che scende dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Siamo nelle Dolomiti, siamo a Belluno, è una zona che ha delle caratteristiche di natura, ambientali che sono uniche in tutto il mondo, in tutto l'arco alpino sicuramente, ma ancora di più. Perché siamo qui? Perché qui in questa zona, proprio dove noi siamo, potrebbe essere costruita quella di cui già vi ho parlato, una mini centrale idroelettrica. Il mini idroelettrico è una forma così chiamata di energia rinnovabile, ma sta in piedi soltanto perché vi sono delle fortissime incentivazioni. Tanto per capirci, in 150 siti del bellunese di questa provincia in questo momento vi sono richieste di autorizzazioni per poter costruire nuove centrali per il mini idroelettrico. In tutto l'arco alpino sono 1000 nuove centrali per l'idroelettrico. Ma quanta energia rinnovabile, per certi versi, può essere prodotta con questo mini idroelettrico? Beh, è il 2 per 1000 dell'intera produzione di energia elettrica del nostro paese. Ma non solo. Quanto ci costa? Beh, ci costa 1 miliardo all'anno, sono 20 miliardi in 20 anni. Questo sistema di speculazione fatto sulle nostre vallate sta in piedi soltanto perché esistono questi fortissimi incentivi. Ma che cosa succede in pratica? Viene sbarrato il torrente, al torrente viene prelevata l'acqua viene incanalata, tolta praticamente, soltanto resta un flusso minimo vitale, ma che molto spesso è talmente esiguo che porta la riduzione, la distruzione completa di quello che è la fauna ittica, di quello che è l'ambiente. Tolta l'acqua rimane semplicemente un canalone, e siccome già in questa zona il 90% dei nostri torrenti viene trasformato poi in energia elettrica, l'acqua viene trasformata in energia elettrica, di fatto andiamo a toccare anche delle zone che sono rimaste ancora pulite, che sono rimaste ancora preservate in questo mondo che di fatto insomma sta rovinando quasi tutto. Bene, io ho presentato all'epoca già una interrogazione a cui ha avuto una risposta da parte del sottosegretario Silvio Avello, e adesso ripresento un'altra interrogazione perché non sono convinto di quello che il sottosegretario mi ha detto. Cioè, il sottosegretario dice siccome viene recepito attraverso il decreto 2930 del 2017 la direttiva europea che va a salvaguardare questo tipo di torrente, preservando dal deterioramento questi corpi idrici che sono ancora favolosi, ancora immersi in una natura incontaminata. Bene, esiste però il problema che l'adozione di questo decreto arriverà nel 2018, e quindi esiste un lasso di tempo nel quale si possono avere ancora delle autorizzazioni nei confronti di mini centrali idroelettriche. Bene, io per questo motivo chiedo una moratoria, vuol dire fermi tutti, prima entra in vigore il decreto 29 del 2017 e poi si va a discutere di cosa può essere fatto o meno, ma ci vuole una regolamentazione precisa, altrimenti tutto quello che vedete scomparirà, perché di fatto poi l'uomo è fatto in questa maniera, dove vede i soldi da speculazione si vengono poi a costruire centrali idroelettriche che di fatto non producono nulla, ma si divorano quello che di bellissimo la natura ci ha dato, come appunto il torrente Grisol.